Buonasera Italia e benvenuti nel salotto di Mirko. Salotto nell'antico e originario significato del termine, ossia questo simposio elegante, tanto che puoi vedere che abbiamo la cravatta. Allora, Mirko, molti di tu lo conoscono molto bene. Mirko aveva fatto, assieme a me, a parte vari video, ne aveva fatto un video in cui raccontava il suo nuovo furgone camperizzato. Solo che cosa è successo? È successo praticamente così che molti di voi mi hanno fatto delle domande, io purtroppo non ho potuto rispondere a causa che non avendo un canale YouTube mio, per cui non ho potuto rispondere, non ho risposto perché voglio tirarmela, nel senso voglio fare il personaggio, no, la possibilità, cioè il discorso era questo, per cui abbiamo deciso di fare questo video appunto per rispondere a tutti voi e appunto spiegare le vostre domande che mi avete fatto gentilmente. Ringrazio già dall'inizio tutti quanti e se avete altre domande siamo qua. Prego Yuri. Precisazione, Mirko intende che non ha un account su YouTube. Esattamente. Quindi non è iscritto, forse mi piace può metterlo, però non può commentare e non può rispondere alle domande. Allora io direi, per non fare un torto a nessuno, invece di rispondere alle domande, noi rispondiamo a tutti i 35 commenti solo di quel video lì. Iniziamo in ordine. Abbiamo Fred Wider e ti dice: io mi sono preso un Ducato Road Scout R540, hai la doccia completamente separata in centro al corridoio senza bagnare nulla. Bello, veramente bello. Ma senza bagnare nulla perché nel tuo si bagna, no? La mia è la classica tendina come tanti furgonati hanno, che purtroppo ha il difetto che ti si appiccica, diciamo, la pelle, e lui invece è più fortunato, ha il camper più da scale, come dici te. Ma io forse ho capito cosa intende. Lui ha detto che ha la doccia completamente separata in centro al corridoio senza bagnare nulla, perché anch'io credevo che le docce, quelle in centro al corridoio, se quelle tra la cucina e il bagno, sì. E dicevo, cazzo, ma se uno si fa la doccia, scusa, bagna tutto il corridoio? No, perché lui ha da quello che ho capito, lui ha l'R, praticamente è quello che ha il semicerchio che si chiude e più ha la tendina davanti che la chiude, e il risultato è un oblò separato proprio a sé. Lì può bagnare, fare quello che vuole, non va acqua in giro, a meno che qualcuno non ti apra, diciamo, la doccia mentre ti lavi, lì è un altro discorso. No? Invece il mio purtroppo ha la doccia che è integrata nel bagno, quindi sei costretto a questa famosa tendina che tanti odiano, che purtroppo ti si appiccica. Lui è più fortunato di me, quello sì, complimenti. In più, correggetemi se sbaglio, in teoria quei tipi di docce, che io non ho mai provato dal vivo, no? Se non curiosato, no? In quel video di quando si montava il frigo, in teoria mi sembra aver capito si toglie il pavimento, cioè toglie tipo la cosa di legno e quindi diventa più fonda. Esatto. Perché era quello, no? Il discorso. Esatto, infatti il piatto doccia è sotto al pezzo di legno che togli. Ottimo. Lucia Ianneselli, bellissimo. Forse te sei bellissimo a te, te hanno spasimante. No, a moglie in doccia, quindi dai si fa. No, presumo che te sia bellissimo il camper, probabilmente. Okay. Grazie Lucia, grazie. Irene Mariutti, ma dove l'hai comprato X26K, che io non so cos'è, in Ucraina? Allora, X26K sono 26.000 euro che giustamente io ho speso, no. Il camper è stato comprato e acquistato. X26K per 26.000. Esatto. Scusate. È stato comprato in Italia, precisamente al nord Italia, da un privato, giustamente da un privato. Il prezzo era quello, si vede che quello gli serviva e quello l'ha venduto. Non cambia che ha fatto un affarone, perché avevo detto subito anch'io, appena l'aveva trovato, cazzo, per quel prezzo, sì, perché c'ha le foil, c'ha il guebasto, c'ha tutto, c'ha il guebasto come secondo riscaldamento, perché anche la truma, i pannelli, era tutto, è una botta di culo Mirko, su sto camper che metà fa basta. Squalo Nero, che è un carissimo uno dei più antichi, bellissimo il camper di Mirko, gli manca solo il garage. Garage sì, è vero, lì purtroppo c'è solo lo spazio che c'è sotto al letto, che sì, si può chiamare garage, non ti sta una bici, ti dico già, se provi a piegarla non ti sta, rovini tutto. Anche senza la ruota davanti? Oddio, forse senza ruota forse ci sta, però
rischi di rovinare veramente gli interni, quindi no, Sì. lì ci vuole porta bici per forza, Strisciare, diciamo, sì. no, ci vuole porta bici. Comunque, grazie comunque. Pony Vetta, bello, un po' strettino. Beh, statino sì, sì, ti devo dire, perché a differenza di un camper normale, sì, siamo quei 30 cm abbondanti più stretti noi. E vabbè, però quello che tu risparmi in larghezza lo acquisti nel parcheggio, come dicono tanti camperisti che hanno un furgone. Però tu quanto sei largo? Io sono praticamente due, uno, sì, 2 metri, sì. 2 metri, però perdonate l'ignoranza, in teoria, secondo me, tutti i furgonati sono larghi 2 metri, o sbaglio? Sì, 1,95, 2 metri, forse quella è la misura. Sì, non è che ne trovi da 2,20, voglio dire. No, Eh, 2,20 quindi- siamo integrali. Sì, strettino, ma è un discorso di tipologia, non del suo camper. No, no, no. Un furgonato, quindi è lui largo così. La Giusto per larghezza è capire. quella, l'altezza cambia, c'è il tetto basso, il tetto medio, il tetto alto, lì guarda, ok. La varia. Mick Beth, sei un grande. Qua non si sa se hai un'altra spasimante o se sei un maschio, perché sei un nome un po' ambiguo, Mick Beth. Poi riesce a Michele come Michela. Non lo so, ma comunque grazie. Caio, no, con Caio no, Caio questo se Caio, è Caio se Caio. Bellissimo camper, grazie ancora per la dritta. Qui a Ballarin, posto all'ombra e tranquillo, ho dormito come un ghiro, devo trovare dove scaricare e caricare domani. Non mi ricordo. Non mi Non mi ricordo se abbiamo anch'io, parlato però- di Cavallari su sto video. Può essere. Cavalleria, no, mi sembra che non scarichi. No, solo campeggi, solo campeggi. Cavallarina è quella spiaggia dove ogni tanto ci si trova noi, ma è una cosa molto wild dove ovviamente non hai carico e scarico. Salvatore Amore, il tuo amico deve pagare il canone TV per il camper. Bellissimo, non l'ho capito perché io non capisco le battute. No, questo l'ho capito, Io no. Il canone TV è riferito perché io ho già 2 televisori, per quello lo intende il canone Ah, avevamo fatto vedere le due TV nel Esatto, video. esatto. Ah, ok. TV. Sì, ma il canone TV purtroppo si paga anche nelle automobili, Ah sì? come l'autoradio, no? Ti spiegavo il bollo delle autoradio sulle automobili, ti ricordi? No. Ah, forse no. Cioè, invece sì, ma fino a un certo punto sì, non insomma. Ok, io ti dico, una volta si pagava il bollo dell'autoradio sulle automobili. Dopodiché l'hanno tolto e l'hanno messo in minima parte, o praticamente tutto, nel bollo dell'auto. Ah, E ormai siamo arrivati, presumo che ormai quasi tutte le auto hanno una TV a bordo e ormai ti fanno pagare anche lì, sul bollo dell'auto una parte del ok. canone. Comunque non esiste, diciamo, al giorno d'oggi No, un per canone, fortuna- seppur per fortuna teorico, no? Che... Per fortuna no. Ok. Sergio Fox Pass. Ma quali attrezzi? Punto di domanda. Portaci ragazze dall'Ucraina. Vai camperino o quello di Mirko e tanti pollici in su. Ma grazie per il camperino, per le ragazze ucraine lì purtroppo ti devi arrangiare. Non si può portare. Ti devi arrangiare. Ah, ok. Ma sì, ti ho detto che era non già- le puoi portare, Ah, ok, ormai ok. lì conosci, te le Se porti le a trovi. casa, se sei fortunato te le porti a casa, diciamo. Understand. Half Moon, bellissimo sto camperizzato. Grazie. Gold 24K, traduzione oro 24 carati. Ok. Al minuto 10, pensa se apriva e vedevi una testa di donna. Io qui non mi ricordo, non so se Ah, ti penso ricordi. che è la storia dovrebbe essere la storia del frigo che aprivo, che ti ho detto che qua ci stava un buco di roba, dovrebbe essere su quel punto lì, mi sembra del video. Sì, infatti, ma fidati che con quello che ci ha fatto stare mia moglie ci poteva stare anche una donna se voleva nel frigo a momenti. Pensa se apriva e vedevi una testa di donna. Sì, per me era riferito a quello. Sì. Le battute non le capisco. Andiamo a rivedere il video meglio per ricapirci. Porco maledetto, noi con i furgonati ce l'abbiamo più piccolo dei camperisti. E anche questo no, perché non capisco niente. Sei il più piccolo dei camperisti. Dunque, beh, oddio, è un doppio senso. Ti direi piccolo giocatorone che non cambia di nome. Può essere. Secondo me quella è la metafora che lui voleva dire. Massimo Mattiazzi, beo se beo, ma è già troppo da scape e mescasei. No, il camper scalozzo, quello ho preso. Diciamo è relativo, diciamo in base alla passione che uno ha, decide dove dar priorità ai suoi investimenti.
conosco gente strappassionata di biciclette con le bici da 7.000 euro e la macchina da 2.000 euro. Esatto. Viceversa, gente con macchine da 30.000 euro e bicicletta da 10 euro, cioè per dire. Come io che ho l'auto da 1.500, il camper che ho speso. Sì, esatto, è questione di passioni, insomma, uno giustamente lavora, no? Dona la sua vita, sacrifica la sua vita per il lavoro, sia per i skate, e giustamente se ha una passione è lì che ci butta i skate, come me, come tanti altri, insomma, ecco. Esatto. Gloria Perez, anche questa è una carissima tu storica, di che anno è e quanti chilometri ha detto che ha? Allora, Camillo è del 2007 e i chilometri reali sono circa 120.000 adesso. E quando l'hai preso? Quando l'ho preso ne aveva più o meno 107, 108.000. Quindi arrotondiamo 100.000, cioè oltre accessoriato eccetera, era trovato un nuovo, perché per un furgone 100.000 km. Tu calcola che Camillo è stato a farlo 2 anni in concessionaria. Però vedi, sai, anche approfittiamo, no? Faccio io la domanda a Mirko visto che è nato il discorso. Sai che lasciare un mezzo fermo per un lungo periodo non è certo una cosa buona da fare. Nel caso di Mirko, hai avuto qualche difficoltà nei servizi piuttosto che nel motore? Ti dico che secondo me quei 2 anni ne hanno risentito le batterie, infatti ti ho detto che ho attualmente un po' di problemi con le batterie, infatti dato che è il primo anno in sé che corre, a parte il proprietario precedente di me l'ha fatto correre 1 anno e secondo me lui, anche se aveva batterie esplose oppure malandate, lui non se ne è accorto perché lui diceva che adoperava soprattutto le foi, quindi lui era come fosse attaccato sempre alla spina, diciamo. Io che spesso volentieri faccio libera come te o in compagnia, e mi sono trovato le batterie che hanno cominciato a precipitare, adesso con i freddi proprio una è andata ed è ora di sostituire purtroppo. E lì soprattutto secondo me è influito il discorso che è stato fermo, magari hanno staccato le batterie, non lo so, comunque ne hanno risentito quelle. Motoristicamente no, idraulicamente neanche. Il fornello a gas non ha avuto problemi, però chi ne ha risentito sì le batterie. Stiamo parlando di mezzo del 2007, quindi un mezzo molto recente, insomma. Esatto. Mirai, bello, che modello e marca è? Il nostro Camillo è un Mobilvetta Ayar, un modello che praticamente è stato prodotto un po' di anni solo, dopodiché secondo me non l'hanno più prodotto perché c'erano altre case che facevano lo stesso prodotto a un prezzo inferiore, perché da quello che so io di listino era fascia abbastanza alta, quindi Lo vedi. non ne hanno fatti tanti, infatti se tu vai come amici a cercarlo in giro non ne trovi, o se trovi magari le foto vecchie del mio che era in vendita ad esempio, per dirti, non ne hanno fatti tanti. Occam's Razor, anche questo è un tuo storico. Serbatoio GPL Talebano, no? Non so se intende Talebano il modello del serbatoio oppure il del Talebano a T, non lo so. No, da quello che capisco la domanda che lui mi ha chiesto è se ho il serbatoio del GPL, ma per il momento il serbatoio del GPL non c'è e penso che se andrà avanti così con i blocchi del traffico si farà il serbatoio del GPL per fare la conversione diesel GPL, però per il momento no. Vado ancora con la bombola classica da 10 kg. In teoria sì, ok, per la motorizzazione, poi lo stesso bombolone, tu dici anche è utilizzabile per i servizi. Sì. Se facciamo 30, facciamo 31, no? Metti il tuo normale riduttore di pressione e il tuo filtro, se è a posto lo puoi usare normalmente. Good. Questo ho paura anch'io un giorno, una cosa del genere. Cioè io ho già il bombolone, però anch'io come lui, sì. Penso che ci toccherà, diciamo. Sì, perché è affezionato al suo camper o comunque dice no, io voglio quello, punto e stop, ok, si agisce sul motore, si cambia motore, si fanno le modifiche che sono da fare in modo da non buttare via la casa con tutte le cose che hai dentro, tutte le modifiche, le migliorie che sono state apportate, insomma, ecco. Rum CC, grande Mirko, con la K anche lui. Grazie. Yoko Anna Costabile, qua ha fatto un po' di confusione, mica male il Michele, complimenti. Secondo me questa è un'altra spasimante, anche se ti ha chiamato Michele, però No, mi sa non è che
mi sa che è riferito al nostro amico Michele. Ma non c'era Michele qua sul video. Eravamo io e te e basta. Non penso di somigliare a Michele. Ha chiamato Michele il Camillo? Pensava se stava Michele invece Camillo. Può essere. Va bene, dai. Comunque allora mettiamo mica, per modestia, no? Interpretiamolo così, mica male il Camillo, complimenti. Vabbè, grazie mille tanto. Questa non l'ho capita. Marco Moincarini e il Rimor? Come il Rimor? No, non è il Rimor, ho già detto precedentemente è Mobilvetta, Aiar. Ah, forse ha dimenticato l'accento, è il Rimor. Esatto. Ah, ok, a volte sei per un trattino, no? Vincenzo Di Maggio, devi prendere in considerazione il mezzo ecologico della bici. Oggi che vedo questo video sono convinto che dovrai parcheggiare magari un po' più lontano alla meta, ufficio, casa eccetera, e spostarti in bici se non trovi il parcheggio adatto al tuo nuovo mezzo. Beh, allora con Camillo per parcheggiarlo non ci sono sti grossi problemi, siamo sui 5,80, quindi più o meno ci stai sui parcheggi. La bici sì, la bici è utile soprattutto quando sei in giro, tu lo parcheggi o area di sosta o dove cavolo vuoi, lasci lì, chiudi, monti in bici, ti vai a vedere le città o i paesi oppure fai giri per i monti, dipende. Sì, la bici è una cosa veramente utile per il camper. Sì. Beh, tu che ancora puoi, 5,80 più la bici vuol dire che arriverai 6 metri circa col portabici. Quindi 70 centimetri No, di portabici. 20 centimetri un portabici? No, troppo poco. 2 posti. 5,80 con 20 centimetri arrivi a 6? No, 20 centimetri no. Ti dico, Tieni conto del manubrio della bici e tutto, no? dopo il manubrio della bici lo puoi girare, per quello se vuoi, però ti dico già, con quello che io ho già di portabici, portamoto, io giro sui 6 metri. È vero, perché lui ha il portamoto barra portabici, io invece pensavo ai portabici quelli classici, hai capito? Quelli a ponte levatoio. E quelli a punta levatoio si sporgono un po'. Sì. Però presumo che sarà il prossimo acquisto, perché il portamoto che ho ha un peso notevole, perché tra staffe, viti, portamoto, siamo sui oltre 70 kg. Quindi si può tornare utile, no, a quelli magari attenti al peso, no, che sono magari interessati al portamoto. Lui che ce l'ha ha detto io ce l'ho, pesa sui 70-80 kg e me ne vorrei liberare, cioè nel senso sì, è omologato preferisco... fino a 250 kg, però io moto non ne carico, cioè non ne uso, quindi non la carico. Se carico 2 bici e non vale la pena. No, lo vendo, lo do via. Forse segno. Poi Massa, altro tu storico. Ciao Yuri Thing, video sui... difatti ecco perché il mio cervello si intortava. Lui ha scritto video sui sempre più utili, cioè mancava l'oggetto. Video sui camper sempre più utili, bello vedere come sono fatti dentro, si impara sempre qualcosa di nuovo. Ottimo Yuri, vai sul salone del camper a settembre. Beh, questo ormai è roba di 5 mesi fa, e quindi no, saloni del camper né io né Mirko siamo andati. No. Questa è tua. Massimo Palio, no, le FOI non fa certamente andare un condizionatore, non è un vero generatore ma una pila a combustibile che ricarica le batterie. Quando e se serve in automatico, tra parentesi se acceso, la tanica da 5 litri dura a seconda dell'uso. Esatto, infatti è una pila a combustibile, come dice il nostro amico. La durata non lo so neanche ancora anch'io quanto sia una tanica da 5 litri e come dice lui infatti non si può accendere il condizionatore. Il condizionatore su Camillo attualmente si accende solo tramite l'allacciamento della corrente elettrica. Forse con inverter si dovrebbe accendere, però tutto da sperimentare, diciamo. Clima con inverter, abbiamo visto tipo il mio, ci vuole minimo un inverter da 2500 watt. Appunto bisogna spendere dei bei soldi per avere un bel inverter cazzuto, diciamo. Giulio Scarparo, Yuri, come si fa per mettersi in contatto con Mirko per avere un set di chiavi simile al suo? Posso anche incontrarci perché sembra che abita a pochi chilometri di distanza. Il famoso set di chiavi che ti avevo fatto vedere quella volta, ok. Il set di chiavi glielo posso procurare la prossima volta che vado a trovare i suoceri. Per contattarmi basta chiedere a lui
ti dà il mio numero o sul gruppo delle puntine c'è Mirko, insomma, ecco. Esattamente, mi contatti, la prossima volta che vado su tu mi dici, io te la porto a casa. Bene, questa elegantissima puntata l'abbiamo finita. Ti prego, fammi togliere la cravatta, non posso più. Non ne posso più. Comunque un ringraziamento a tutti quanti quelli che hanno scritto e niente, per ulteriori domande siamo ancora qui, io, Yuri e cravatte. Eccolo. Vai sigari!